Antica Fiera di San Gregorio, edizione 2024, siamo qui al Palazzo Simon Benetton dove si sta preparando una serata speciale. È la serata dedicata ai due paesi, uno minore della costiera amalfitana e l'altro San Gregorio Magno della provincia di Salerno, gemellato comune di Valdobbiadene. Allora questa serata la dedichiamo a loro, facciamo musica appassionatamente Napoli, perché io sono di Napoli città e ho avuto l'occasione di conoscere il professore Maurizio da tanti anni e c'è una bella sintonia fra me e lui. Allora tramite lui abbiamo deciso di fare questa festa dedicata a questi due meravigliosi paesi della Campania. Ripeto, gemellati con Valdobbiadene, e allora facciamo una serata in allegria con prodotti tipici che possono loro a degustare e un po' di cose nostre venete qui. Facciamo una festa. Noi abbiamo alcuni anni fa, anzi precisamente nel 2017, abbiamo stipulato un patto di amicizia con Valdobbiadene, con alcuni comuni della Costa d'Amalfi e Valdobbiadene, per presentare. Noi veniamo qui poi dal 2017 a presentare i nostri prodotti, non solo quelli culinari, ma anche le nostre bellezze, perché poi la parte principale nostra è il panorama, è il mare, è quello che i nostri avi ci hanno lasciato. Noi abbiamo una storia millenaria, perché siamo stati anche noi prima di Valdobbiadene, abbiamo avuto il riconoscimento dell'UNESCO, ce l'abbiamo già per quasi 25 anni e poi insomma, nel fare questo connubio con Valdobbiadene, perché anche loro 2 anni fa sono stati riconosciuti come patrimonio UNESCO per le colline del Prosecco. Quindi si è rafforzata ancora di più questa amicizia e ogni anno noi partecipiamo, loro ci invitano e noi partecipiamo volentieri, anche se abbiamo una distanza abbastanza grande da colmare, però veniamo con piacere. Allora, sono Rosalia Martucci, come abbiamo detto, responsabile del sito archeologico della Villa Romana di Minori, un sito risalente al II secolo d.C. che è incastonato proprio nel tessuto urbano della cittadina di Minori, cittadina della costiera amalfitana, città del gusto come viene detta. Noi abbiamo quindi questo gemellaggio con questa città di Valdobbiadene, bellissimo, per cui portiamo la nostra esperienza della costiera con la cultura, con la Villa Romana, ma anche questo connubio perfetto anche con le colline di Valdobbiadene, con il Prosecco che è eccezionale. Siamo da qualche anno qui alla Fiera di San Gregorio, contentissimi di questo calore della gente di Valdobbiadene che sembra un po' la gente del sud. La Villa Romana adesso è al centro dell'attenzione perché c'è un bel fondo di restauro da fare, per cui spero di poterla portare al più presto agli splendori di una volta. Ci saranno dei restauri, degli affreschi. È importante perché si estende su una superficie abbastanza ampia, ma sotto le case di Minori abbiamo un triclinio ninfeo, un viridarium bellissimo che vi invito a visitare perché è proprio al centro della costiera amalfitana. Stasera siamo ospiti qui da Roberto Valerio e cerchiamo di così creare un'atmosfera di amicizia, di gioia, di convivialità, di incontro, di confronto. Da anni oramai che la Costa Amalfitana con le sue eccellenze è presente qui alla Fiera di San Gregorio, è un grande onore, ne siamo tutti orgogliosi. Il Presidente porta sempre con sé dei giovani che si sono preoccupati di allestire lo stand, quindi sono un po' il futuro, ecco, della nostra cittadina. Abbiamo ricevuto un'accoglienza straordinaria, mi dicono che si sono sentiti a casa e quindi la speranza è che questo
connubio, questo sodalizio, ecco, assuma sempre di più i caratteri, ecco, di un incontro, ecco, che produca frutti sempre più belli. E stasera siamo qui e vogliamo esprimere in musica la nostra gioia proprio per essere qui. Quest'anno poi io, in qualità di responsabile del gruppo del Presepio Artistico, abbiamo avuto anche l'occasione in questi giorni così importanti per Valdobbiadene di presentare al pubblico, ecco, il nostro lavoro, il nostro presepe, che si sposa benissimo con la tematica del paesaggio, della storia, della cultura, delle tradizioni, e nonostante, ecco, il tempo inclemente, la gente, il popolo è venuto ad omaggiarci, a riconoscere, ecco, il nostro lavoro. Di questo dobbiamo sempre essere grati all'amministrazione, che al sindaco, che hanno voluto, ecco, da anni questa installazione nella splendida cornice di Villa dei Cedri. Un grande ringraziamento anche a Roberto Valeri, che stasera ci ospita, ecco, sempre così, diciamo, aperto, gioviale, generoso, ci ospita, ecco, per vivere insieme un momento di pura gioia, Grazie. In questa occasione di San Gregorio ho pensato anche a Venezia, capoluogo veneto, che io la amo molto culturalmente. È uno spettacolo ogni volta andare a Venezia, e ho messo delle opere d'arte dedicandole a San Gregorio, anche perché Venezia è anche gemellata da anni con la città di Napoli. Ecco, la cultura non è mai poca, più ci diamo da fare e più bello è. Abbiamo posto le basi qualche anno fa per questo patto di amicizia, questo gemellaggio con il comune di Valdobbiadene, con il quale siamo legati appunto dall'avere in comune il santo patrono, San Gregorio Magno. Per questo siamo qui in occasione della fiera di San Gregorio già da alcuni anni, dove ci è allestito anche un nostro stand con prodotti tipici locali, grazie alla collaborazione con la Proloco e con il Consorzio Seletanagro. A fianco a me i rappresentanti di questi rispettivi enti associativi, e noi abbiamo in comune con Valdobbiadene anche una vocazione, ecco, agricola, agrivinicola, ecco, del territorio, anche se noi abbiamo ancora molto da imparare da Valdobbiadene. Appunto siamo qui per acquisire il know-how di questa grandissima realtà e eccellenza che, insomma, esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, le sue eccellenze. Tutto nasce dal fatto che abbiamo due fattori che ci accomunano con Valdobbiadene. Uno è il santo patrono, perché San Gregorio, e l'altro è la cultura per il vino. Magari la cultura che avete voi è sicuramente superiore a quella che è la nostra, allora abbiamo la fortuna di poter copiare da chi ormai eccelle in questa cosa. Oltre al vino, però, noi siamo qui in rappresentanza dei nostri produttori, per i quali sono tutti piccoli produttori e quindi hanno la difficoltà di emergere all'interno di un mercato che ormai è vastissimo. E allora, mettendoci insieme, pensiamo che è la strada migliore per poter raggiungere gli obiettivi e quindi dare anche un incentivo sempre in più a poter produrre, perché ci dicono che i nostri prodotti hanno una qualità eccellente. Ce l'hanno confermato anche in questi giorni durante la fiera gli ospiti che hanno provato i nostri prodotti, e quindi visto che possiamo copiare, visto che siamo qui a Valdobbiadene dove ci hanno ospitati in una maniera assurda, ci siamo sentiti subito come a casa, e allora siamo qui già da qualche anno e speriamo di continuare questo rapporto. L'accoglienza per me è il primo anno, e questa accoglienza che abbiamo ricevuto ci rispecchia veramente tanto, perché nel nostro paese siamo conosciuti e rinomati proprio per l'accoglienza e il calore che noi diamo alle persone che vengono da altri paesi, magari non solo, ma anche da altre province e altre regioni, come in questo caso, ed è proprio questo quello che ci accomuna, ripeto, oltre a quella che è la cultura per il vino, e come spiegava prima il nostro presidente del Consorzio Seletanagro.
Vorrei ringraziare il sindaco Luciano Fregonesi e tutta l'amministrazione comunale anche per quest'anno, per questa splendida ospitalità. Grazie davvero.